Eder. Mech. Pallister. Come giustamente ha ribadito tante volte il coniuge, e anch'io sono d'accordo, Lily amava e rispettava la vita. Per cercare di farla breve, mi chiedo ogni giorno ho una sola risposta, alterco finito male. Credo che, dopo quello che abbiamo visto e sentito, soprattutto nel video dello scempio, abbiamo capito che non è potuta rimanere lì, nel pisciatoio, dal 14. Persino si sente un operatore che dice non ha odore. Detto questo, la procura risponde che a noi non interessa dove Lily è stata 21 giorni. Il coniuge non si preoccupa molto di questo e risponde, saranno gli inquirenti a dircelo. Ora mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse come Lily ci è arrivata lì da sola a piedi, naturalmente con il buio di gennaio e senza mai essere stata vista da nessuno. Considerando che è via da casa da 21 giorni rifugiata, come tanti possono pensare, io mi chiedo. Lily, parsimoniosa, non ha con sé e mi sembra strano che nessuno ne procuri neanche una bottiglietta di acqua fresca, o almeno nel suo rifugio avrebbe dovuto già prepararsela. Ma si porta dietro una bottiglietta scaduta un anno prima, naturalmente senza impronte. Cerco di farla breve, dobbiamo sempre considerare gennaio, buio pesto, Lily che entra nel pisciatoio, saltellando. Scarpe pulite, buio pesto, non ha cellulare per fare luce, non ha una torcia, i vestiti asciutti, non ha graffi né su di lei né sul giubbotto. Solo ecchimosi sul volto e un forte trauma sulla testa. Naturalmente lei si suicida 21 giorni dopo essersi portata via da casa i sacchetti Conad, lo spago lasso, i sacchi neri, niente guanti. Ma nel suo intento è anche molto fortunata perché i sacchetti Conad al primo colpo le sono andati bene. Solo a me al supermercato si rompono sempre? Niente sacchetti di riserva. Lo spago si sarà preparata a casa la misura giusta? I sacchi neri a casa non c'erano, sarà andata in cantina a prenderli? Naturalmente non ci sono impronte su nulla. E poi dovremmo anche pensare al suo stato emozionale e confusionale, quindi come riesce a non toccare e rompere nessun sacchetto, sacchi neri. E poi è anche una strana suicida perché si porta preventivamente tutto prima da casa con il necessaire del piccolo suicida. Io credo che avrei potuto meditare 21 giorni e forse dopo provo a suicidarmi, lei no. Si porta tutto dietro, allora perché non uccidersi il 14 comodamente a casa, coltelli a disposizione, volendo poteva procurarsi anche pastiglie necessarie. Lascia tutto a casa per una nuova vita non terrena, ma giustamente si porta dietro gli occhiali da sole, senza astuccio, precisa come era lei, e le chiavi di riserva per un non si sa mai. E l'unica cosa che ha pensato di cambiare è la mascherina, la fruttivendola se la ricorda azzurra. Lily doveva essere sbandata forte, che strano, nessuno di noi riconosce questo suo comportamento anomalo neanche nei giorni precedenti o mesi, neanche il marito. Lo ha salutato addirittura con le topoline, erano in sauna, in bici, felici. Una precisa come Lily non si porta neanche un ricambio di vestiti nel suo meditare? Solamente il necessario per il suicidio. Neanche volendo poteva acquistare qualcosa, senza denaro, le chiavi per tornare a casa le aveva tenute per andare di nascosto a prendere qualcosa eventualmente? Lily che a quanto sembra lascia la fede a casa, documenti eccetera, persino il suo borsellino con le caramelle, quello non l'avrebbe mai lasciato. Lily si occupava di portare fuori ben 3 sacchetti di immondizia, una condotta insolita per lei. Non solo, ma le telefonate a Claudio per avvisare di un ritardo, quando sarebbe stato più semplice ammettere l'impossibilità di vedersi quel giorno. Poi c'è Lily, attenta alle previsioni meteo prima di avventurarsi verso l'ignoto. Chi la conosceva sapeva della sua determinazione, evidente in numerose situazioni della vita. Se avesse deciso di porre fine alla sua vita, avrebbe organizzato tutto nei minimi dettagli,
con discrezione, evitando gesti eclatanti. Avrebbe sicuramente pensato a lasciare denaro ai parenti o a chi le stava vicino, gestendo persino gli appuntamenti pendenti, come quello dal dentista. Ultimamente, diverse persone mi hanno fermato, condividendo la loro fiducia nella ricerca della verità su Lily dopo avermi visto in televisione. Una signora, in particolare, mi ha sorpreso dicendomi che Lily le aveva confidato di essere stanca del matrimonio e di avere pensieri per un'altra persona. Questo mi ha lasciata senza parole. Chiedo ora a chiunque abbia informazioni utili di farsi avanti per aiutare noi e il marito di Lily, che desidera la verità tanto quanto noi. Chiedo a tutti coloro che conoscevano Lily di offrire qualsiasi informazione che possa aiutarci. Siamo sempre vicino a te, Lily, nel nostro cuore e nella nostra ricerca della verità. Post scriptum: chi ha trasportato il corpo probabilmente non aveva con sé un cellulare. Noi e Claudio, invece, discutevamo apertamente vicino al pisciatoio, bevendo un caffè al posto delle fragole, mentre gli altri, più astuti, erano senza cellulare. Caro Eder, ti scrivo queste parole perché vedo in te un'anima jazzistica, un po' folle, che risuona con il mio amore per la musica. Ho cercato di condividere con te ciò che ho visto e che non è stato ancora rivelato dalla stampa. Quando elogio Micheli, lo faccio con cognizione di causa, nonostante i suoi tentativi di distogliere l'attenzione possano sembrare patetici. Se avessi contatti nella squadra mobile di Trieste, capiresti meglio la situazione. Non posso dire di più. Gabriella ha ingannato tutti per 2 anni, sfruttando il dolore di persone genuine come Silvia e le amiche sincere di Lily. Eppure, non è accusata di alcun crimine, se non di essere tornata sul luogo di una precedente disputa. Seba e Sterpin non sono coinvolti, anche se quest'ultimo gioca pericolosamente con la verità. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.